Buonasera a tutti, benvenuti a questa proiezione del documentario Sardegna Tempio delle Acque, organizzata in collaborazione con la Cineteca Sarda, che ringraziamo per aver ospitato questo evento. Ci presentiamo, io sono Nicola Marongiu, accanto a me Cinzia Carrus, e insieme abbiamo creato Sardegna Tempio delle Acque, il documentario che tra poco vedremo insieme. Sardegna Tempio delle Acque è un viaggio fra i miti, i riti e le tradizioni della Sardegna. Un viaggio che arriva ad esplorarne le radici arcaiche, diciamo anche oltre le maschere del carnevale, poi capirete il motivo. In questo viaggio di 90 minuti diviso in 11 capitoli, conosceremo il significato della maschera del potere, passeremo attraverso le porte della purificazione, conosceremo il vero volto dei diavoli, arriveremo a svelare i possibili significati della danza zoppa, che è ricorrente nei carnevali, e parleremo delle divinità delle acque, dai sacerdoti alle dee e così via. Diciamo che il filo conduttore sarà il tema dell'acqua, l'acqua che per gli antichi era considerata un bene essenziale, fondamentale per la vita e anche per le guarigioni. E a fare da relatore a questo documentario sarà un glottologo che si chiama Salvatore De Dola, il quale non è presente qui stasera, ma portiamo a suo nome i saluti a tutto il pubblico. Partiremo appunto da questo osservatorio privilegiato che è il suo percorso di studi, che ha condiviso con noi, oltre che con 11 pubblicazioni e un'enciclopedia di prossima uscita, anche tramite questo documentario. Questo documentario nel quale lui analizza 107 parole della lingua sarda e non solo. E non solo perché queste parole della lingua sarda abbiamo scoperto essere condivise anche con le lingue cosiddette semitiche. Il filo conduttore, che sarà il tema dell'acqua, lega la cultura, anche attraverso la lingua, dei popoli che si sono affacciati nel Mediterraneo, inclusa la Sardegna, alla cultura appunto dei popoli del vicino Oriente. Dato che il documentario è denso di contenuti, vorremmo lasciarvi a questi 90 minuti di proiezione. Un altro elemento importantissimo è che durante la proiezione vedrete delle opere che sono state installate nei luoghi chiave della Sardegna Tempio delle Acque. Si tratta delle opere del mio progetto artistico, frutto della collaborazione con Alfonso Canfora, che cogliamo l'occasione per salutare, ognuna delle quali ha un proprio nome, un proprio significato che rimanda ad archetipi, miti, toponimi, sempre relativi alla Sardegna e che possono essere uno strumento in più per conoscere più a fondo la Sardegna Tempio delle Acque. Io direi di augurare buona visione e buon viaggio. Grazie.